Onorevole Rubinato, perché la Pedemontana sa da fare? Si ha da fare per un motivo molto semplice. È dal 2006 che il CIPE ha approvato il progetto di quest'opera, che è inserita tra le infrastrutture strategiche del Paese, ancora soggetta al regime della legge obiettivo, e perché, come ha certificato l'ANAC alla fine dell'anno scorso, è realizzata già per quasi un terzo. Pedemontana strategica non solo per il Veneto ma per l'Italia e l'Europa tutta. Ecco perché fino alla fine del 2016 il commissario straordinario Vernizzi era incaricato direttamente dallo Stato. Un'opera dove secondo l'onorevole del PD molti dovevano controllare e non solo la regione che ora si trova a dover risolvere la questione. Qui ci troviamo di fronte al fatto che per cattiva progettazione, a voler essere buoni, mancati controlli dei ministeri e della regione, eccetera, 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 siamo arrivati al punto che i veneti devono sborsare ulteriori denari. Un'opera che potrebbe essere quasi definita federalista, considerando da dove sono arrivati i finanziamenti. Quando lo Stato ci mette i soldi, in realtà sono i contribuenti che ce li mettono e quindi li pagano una prima volta. E siccome sappiamo che i veneti hanno un consistente residuo fiscale, in realtà i soldi che ci mette lo Stato sono soldi dei veneti. Questa è la verità. Un intervento dello Stato che dovrebbe continuare soprattutto in questo momento di difficoltà anziché imporre nuove tasse. Questo è l'argomento per il quale io dico il federalismo funziona. Purché funzioni sempre. Funzioni quando i veneti devono avere un premio perché i loro amministratori gestiscono bene, per esempio la sanità è quella con i costi più bassi in Italia, e deve funzionare anche in questo caso. In realtà questa situazione dimostra che il federalismo, che responsabilizza chi governa una regione e deve responsabilizzare tutti quelli che governano tutte le regioni italiane, funziona e come? Perché dà informazioni preziose ai cittadini. Vi siete eletti dei bravi amministratori oppure no? Hanno sbagliato? Dovete tirare fuori ulteriori soldini voi, oppure hanno amministrato bene, ecco, ne avete un vantaggio, un beneficio anche voi con lo sviluppo locale e un abbassamento delle imposte. Chi solleva e dice il Veneto non deve avere più autonomia, perché vedete poi se abbiamo autonomia si gestiscono così male le cose in Veneto, io dico no, è esattamente il contrario. Autonomia responsabile, così i cittadini possono misurare la capacità di coloro che hanno eletto per amministrarli.